Buon pomeriggio, benvenute, benvenuti a questo appuntamento del mercoledì di IOM che questa settimana è dedicato agli highlights, ad un aggiornamento dal GU di San Francisco 2026, quindi sentiremo importanti novità e discuteremo poi come queste novità si applicheranno, se si applicheranno, diciamo, nella pratica clinica. Quindi penso che lo scenario dei tumori urologici negli ultimi anni ha visto, insomma, importanti cambiamenti, quindi iniziamo quest'anno nuovo e insomma, speriamo che insomma, il primo dei congressi importanti e forieri di novità possa pure stimolare il dibattito scientifico e anche poi eventualmente darci aggiornamenti per la pratica clinica. E abbiamo una faculty veramente d'eccezione, direi, quindi ci sono tutti i presupposti per un'ora e un quarto, insomma, sicuramente interessante. Io vi porto i saluti anche a nome della professoressa Berardi, che per un impegno concomitante purtroppo non riesce a collegarsi. E vi ricordo, come sempre, che chi è collegato in diretta può, tra virgolette, approfittare di questa opportunità perché può scrivere domande che i moderatori, ecco, forse Rossana si è collegata, quindi fra un attimo le do la parola. E dicevo che chi è collegato in diretta può approfittare della chat in domande e risposte per appunto porre domande che poi sarà cura dei moderatori, insomma, discutere con la faculty. E quindi io, visto che Rossana è riuscita a collegarsi, non rubo altro tempo e le lascio la parola per il saluto. Avevo annunciato che non riuscivi per un altro impegno. Effettivamente avevo io stessa detto che forse ci sarebbe stata qualche difficoltà, ma ho finito proprio al photo finish una call con l'OMS e quindi diciamo sono con voi e con grandissimo piacere e vi ringrazio anche infinitamente perché questi mercoledì sono davvero interessanti e oggi abbiamo una faculty che sento molto amica oltre che di grandi professionisti e grandi professioniste, quindi in realtà non voglio togliere tempo, sono certa che il Presidente avrà detto già quello che di solito poi alla fine dico io, Non che si l'avevo fatto potrà... ancora. E lo Vai. sapevo. Quindi in realtà al di là diciamo, dell'ascolto che tutti noi avremo e della possibilità veramente di apprendere tante novità oggi, in realtà chi non ha la possibilità di collegarsi per tutto il tempo o chi non ha avuto oggi la possibilità di collegarsi a questo webinar può tranquillamente rivederlo su il canale YouTube di IOM perché rimarrà per un anno disponibile per tutti noi e per la opportuna revisione successiva di chi non dovesse essere riuscito a cogliere tutto il webinar oggi. Quindi davvero grazie, per me un saluto, ma sono certa che il Presidente ha già rappresentato il pensiero mio e di tutti noi. Benissimo, e quindi dai, allora passerei la parola senza indugi a Marco Maruzzo e a Luigi Formisano che moderano. Buon lavoro e buon pomeriggio. Grazie al Presidente eletto, è veramente un piacere oggi essere qui con voi e sì, abbiamo veramente una faculty d'eccezione, quindi grossi esperti dei diversi tipi di tumore, rene, vescica ed tumore della prostata e soprattutto un comune moderatore d'eccezione che è il nostro dottore Maruzzo. Oggi per la prima volta cambiamo un po' il nostro format, quindi sarà un format molto più interattivo rispetto ai soliti mercoledì dell'IOM. Vediamo come va, se sarà un format di successo oppure verrà abbandonato a breve. Io direi subito iniziamo, se Marco sei d'accordo, e comincerei subito con la dottoressa Scagliarini del Cardarelli di Napoli, dove ci mostra gli highlights del tumore del rene. Vai Sara. Grazie mille a tutti, ringrazio Massimo Di Maio e Rossana Berardi per questo appuntamento che ho sempre seguito, quindi estremamente interessante, e quindi saluto tutti voi e vado a condividere le slide. In realtà non vi parlerò di tanti studi, ma sicuramente di quelli che per noi sono i più interessanti e importanti, in realtà studi che aspettavamo. Queste le mie disclosure e quindi soprattutto l'iSpark, vedete, è stato l'anno dell'iSpark, è stato l'anno del Bezutifan 022, 011 e brevemente 024. Vado in ordine, in realtà un po' diciamo di impatto su quella che può essere la pratica clinica o sul dato che può essere un po' più attraente rispetto agli altri, insomma, e in particolare con lo 022.
Soprattutto soffermiamoci, sono poche slide, però soffermiamoci sulla popolazione inserita in questo studio, che è una popolazione che, diciamo, noi conosciamo a questo punto molto bene, perché sono gli stessi pazienti che attualmente stiamo candidando, ai quali stiamo proponendo trattamento adiuvante col pembrolizumab. Ovviamente popolazione che comunque sarà diversa, sebbene molto simile come in tutti gli studi clinici, quindi la premessa è similitudini sì, ma confronti probabilmente no. Però parliamo comunque di pazienti a cellule chiare, quindi carcinoma renale operato a cellule chiare, ad un arruolamento meno di 12 settimane. Un PS comunque buono, uno stadio che è superiore a PT4, a PT2G4, quindi intermedio alto rischio, ma anche in questo studio erano compresi i pazienti M1 NED. Vediamo come la stratificazione, che è estremamente interessante per i rischi intermedio alto, alto M1 NED, ma anche per i gradi tumorali. Poi magari i commenti li faremo successivamente con i colleghi che sono ancora più esperti di me. Studio estremamente interessante perché dopo anni, come ci diciamo, di studi clinici in adiuvante con un braccio di confronto con il placebo, finalmente standard of care pembrolizumab come lo stiamo utilizzando nella nostra pratica clinica. Quindi finalmente c'è un braccio di confronto reale attivo. E il confronto è con un'intensificazione che va ad aggiungere il Belzutifan a 120 mg, farmaco che oramai conosciamo, come dire, da studio, oramai da anni, sebbene non siamo ancora stati in grado di utilizzare poi in pratica clinica sia per l'impatto anche degli studi precedentemente presentati. Vedete, la popolazione che ho lasciato, perché è sempre secondo me fondamentale andare ad analizzare, è comunque una popolazione che rispecchia bene o male quella che è la realtà. Vedete, le caratteristiche anche interessanti sono quelle sarcomatoidi, quindi andremo a vedere che una percentuale avrà caratteristiche sarcomatoidi, ma solo una piccola percentuale. Vedete invece anche la distinzione tra grado 1-2 e grado 3-4, molto interessante. Che cosa è venuto fuori da questo studio? DFS sicuramente positiva e vediamo queste curve che si distanziano in maniera piuttosto parallela, in maniera piuttosto interessante, con un hazard ratio di 0,72, una riduzione del rischio di recidiva di malattia, quindi del 28%, con statisticamente significativo, quindi sicuramente con un vantaggio da questo punto di vista, che sicuramente nell'adiuvante è un dato importante, fondamentale per noi oncologi, probabilmente non sufficiente, ma sicuramente siamo, secondo me, io mi sento di dire che stiamo comunque facendo un passo avanti verso un braccio di confronto attivo, che è quello che stiamo utilizzando. È ovvio che siamo in attesa di quelli che sono i dati in overall survival, che come sappiamo molto bene in realtà nei trattamenti adiuvanti hanno bisogno di un po' più di tempo per divenire maturi, e ovviamente aspetteremo questi per cantar vittoria, quindi per dire che effettivamente abbiamo una nuova strategia terapeutica in termini di appunto adiuvante. Vedete, per quanto riguarda l'overall survival c'è un trend, ma non è statisticamente significativo. E quindi siamo in una fase estremamente interessante, mentre stavamo così abituandoci, le discussioni dal punto di vista, e ne parleremo dopo con i colleghi, sono ancora estremamente vivaci, e lo è stato anche alla SCOGIU a San Francisco, della, come dire, possibilità o comunque della necessità di proporre ai pazienti candidati un trattamento adiuvante. Siamo in questo momento già probabilmente avviandoci verso un ulteriore dato. Vado avanti con un altro studio, ma discuteremo. Non ho aggiunto tante slide perché mi era stato vietato, però ovviamente abbiamo qui tra di noi anche Roberto Iacovelli, che era tra gli autori, quindi i dati li conosce molto bene. Sicuramente potremo commentare alcuni dati in termini di grado, in termini di caratteristiche dei pazienti, e quindi possiamo andare ancora più all'interno del dato stesso. Altro studio dal quale in realtà tutti si aspettavano tanto, perché vorrebbe rispondere ad un altro quesito per noi fondamentale, cioè le linee successive alla prima. Oramai sono anni che appunto abbiamo delle
prime linee nel carcinoma renale metastatico collaudate a base di immunoterapia, e sappiamo benissimo quindi ipilimumab verso quelle che sono le altre combinazioni IO-TKI, volevamo avere da questo studio, come già avvenuto poi in passato con altri studi di combinazione con altri farmaci, un risultato soddisfacente per dire che abbiamo finalmente una seconda linea realmente attiva per i nostri pazienti. Lo studio della Spark 011 quindi parla di pazienti che sono stati pretrattati, possono essere quindi pazienti trattati, piccola percentuale di pazienti aveva addirittura fatto solo l'adiuvante, ma veramente una piccolissima parte, almeno una prima linea o anche una seconda linea, un performance accettabile, ovviamente sappiamo un clear cell carcinoma renale a cellule chiare. E che cosa confrontava? L'Envatinib, ovviamente un TKI che conosciamo molto bene, estremamente attivo, associato anche questa volta al Belzutifan, che come sappiamo è un inibitore di ILF2-alfa, verso quello che è, diciamo, una sorta di standard di seconda linea, che è il cabozantinib a 60 mg al giorno. Che cosa possiamo dire anche semplicemente sul disegno dello studio o su, secondo me, su qualcosa già da approfondire? Che i pazienti arruolati in questo caso, e anche in questo caso Roberto ce lo potrà confermare, sono pazienti probabilmente, come dire, molto storici, quindi anche pazienti che venivano da progressioni da monoterapie con TKI e immunoterapia, ma in monoterapia, e probabilmente sono stati ovviamente solo arruolati i pazienti che hanno fatto una prima linea con ipilimumab nivolumab e con pembrolizumab axitinib. Quindi probabilmente siamo comunque a non avere una risposta che è quella che poi ci serviva e che volevamo per i pazienti che invece vanno in progressione dopo pembrolizumab e nivolumab cabozantinib. Quindi anche questo è molto interessante. Stratificazione per fattori di rischio, quindi per linee di rischio, stratificazioni per quelle che erano le linee precedenti, due endpoint primari, PFS e overall survival. E vedete ci sono altri secondari come la durata della risposta. E vedete la percentuale di pazienti che hanno fatto l'adiuvante e quindi probabilmente non risponderà a questa richiesta, cioè cosa faccio dopo l'adiuvante, e sappiamo bene che ci sono una serie di studi clinici che si stanno aprendo proprio per rispondere a questa domanda. E invece sono appunto divise per linee terapeutiche, ma allo stesso tempo vedete come abbiamo invece quelle che sono le caratteristiche dei pazienti che invece hanno avuto degli inibitori di VEGF. Altra cosa interessante è la classe di rischio che rispecchia piuttosto la popolazione. Allora, andando in soldoni, perché ovviamente il tempo passa, abbiamo sicuramente un interessante vantaggio in termini di PFS che vediamo anche appunto in queste curve, sebbene possiamo dire non è il vantaggio che vorremmo se appunto andiamo soprattutto a dare due farmaci con delle caratteristiche diverse. Non ho messo gli eventi avversi, ma sicuramente andiamo a sommare due tipi di eventi avversi, sebbene Belzutifan è caratterizzato principalmente dai possi anemia gestibili, ma comunque una PFS che sicuramente può essere interessante, ma non abbiamo ancora quella che è l'overall survival e che vedremo se ci darà dei risultati interessanti. Ma qui lancio, e poi ne parleremo, effettivamente nelle linee successive alla prima linea, che oggi oltretutto ricopre gran parte della come dire, storia della malattia dei nostri pazienti, un dato, un endpoint che ci serve o ci potrebbe bastare. E chiudo, diciamo, sostanzialmente con un vantaggio in sottogruppi, perché poi anche quello lo possiamo analizzare insieme. Lancio questa pietra dicendo che il Belzutifan viene anche studiato, e questo è uno studio, potrebbe essere attivo insieme a quello che è il Palbociclic, ma un dosaggio molto alto. Chiudo dicendo che sempre in termini di adiuvante è stata presentata, e poi Massimo potrà analizzarlo quando probabilmente ci sarà la pubblicazione, il dato di qualità della vita per i pazienti invece arruolati nel Rampart, e purtroppo nel trattamento adiuvanti con durvalumab tremelimumab in realtà in questo caso probabilmente questo tipo di schema non verrà mai proposto perché c'è un deterioramento interessante. E insieme apriamo la discussione. Grazie Tara, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia che intervengo solo adesso e grazie per la partecipazione a questo mercoledì di IOM con questa nuova formula.
Io avrei, in attesa di capire se c'è qualche domanda da parte dell'audience e del pubblico che può scriverle in chat, come vi è stato detto prima, e noi le leggiamo e vi rispondiamo, avrei, visto che è stato tirato in ballo più volte, alcune domande per Roberto Iacovelli. Però per rendere la cosa più facile, non ti chiedo di quello direttamente che ti ha detto la Scagliarini, che segge tutto, ma ti chiedo dell'altro. Ehm, è stato l'asco giù del Belzutifan in qualche modo, su questo per quello che riguarda il Rene. Lightspark 022, Pembro Belzutifan verso Pembro adiuvante. Ha tolto dal dubbio che, come diceva Sara, probabilmente senza l'OS noi non andiamo da nessuna parte nel setting dell'adiuvante. Ma quali sono secondo te in prospettiva i pregi o i difetti di questo studio? Cioè che punti di forza o di debolezza vedi? A chi proporresti un domani, se abbiamo l'OS su tutto, l'adiuvante, di fare un'intensificazione con un'intensificazione, perché di quello è Pembro e Belzutifan, e a chi faresti il Tide B, dove poi andiamo ad intensificare anche in adiuvante? Fantastico, grazie Marco, mi hai massacrato con una serie di no, domande molto interessanti. Allora, ehm, Pembro Belzoni fanno a tutti. In realtà il vantaggio secondo me, se non avessimo avuto Pembro, in realtà forse anche la Disease Free ci sarebbe bastata, perché per Pembro da solo c'è bastata ed è bastata molte autorità regolatorie per approvarlo come trattamento adiuvante in attesa dell'OS. Il problema serio che abbiamo qui è la sostenibilità di questa combinazione rispetto al beneficio che dà, no? Quindi è un problema di fatto che il costo di Belzutifan in questo momento è molto importante, e ovviamente questo trattamento senza un beneficio di OS non è immaginabile per la stragrande maggioranza dei pazienti, e quindi dovremo andare a cercare, come dici tu, ovviamente i pazienti più adatti. Ci sono, è molto difficile, perché in realtà uno dei dati più interessanti che citava anche Sara prima nella sua relazione era che secondo me, poi Sara intervieni anche tu per dirmi se sei d'accordo, che il vantaggio in disease free veniva evidenziato anche nei pazienti con basso grado di malattia. Una delle cose, ad esempio, che ci troviamo a discutere con gli urologi, ad esempio, se il paziente T3, che è la stragrande maggioranza dei casi, basso grado, debba beneficiare dell'adiuvante oppure no. Non abbiamo questa distinzione, abbiamo un beneficio per solo Pembro nei pazienti T3, ma non sappiamo qual è il ruolo del grading. In questo studio è stata fatta un'analisi per la disease free anche per il grading, ed emerge come questo beneficio sia indipendente dal grading di malattia 1, 2 verso 3 o 4. Quindi al momento è difficile immaginare che un'intensificazione debba essere riservata soltanto ai pazienti con una malattia più aggressiva, come potrebbero essere i T3 ad alto grado. Sui D4 N positivi invece sono pazienti veramente pochi in numero, quindi è difficile fare una previsione su questo tipo di pazienti. Quindi in realtà, se avremmo il vantaggio di OS, secondo me è un trattamento da proporre a tutti. Se non abbiamo il vantaggio di OS, faremo quello che ci permetterà di fare l'autorità regolatoria in maniera molto pragmatica, però ovviamente forse qualche paziente ne avrà un maggiore beneficio. Se poi deintensificare, in realtà questo è un trattamento adiuvante, quindi ha già una durata limitata, e questo ovviamente ci aiuta. Il problema della deintensificazione me lo porrei di più su un paziente con malattia metastatica, dove in realtà si può andare molto, molto in là con la terapia. Grazie. Invece la domanda sullo 011 io la farei alla dottoressa Scagliarini, visto che Roberto Iacovelli lo conosce già perché è tra gli autori del lavoro. Sara, Lenvatinib, Belzutifan, Cabozantinib, abbiamo tutti i TKI o comunque tutte le nuove molecole, perché Belzutifan è nuove, che potremmo avere, che vorremmo avere. Che cosa ci serve, secondo te, da questo studio per pensare di introdurlo nella pratica clinica? E Guarda, come dicevo, le aspettative erano molto alte, però se andiamo ad analizzare appunto la popolazione compresa, si riducono un attimo le possibilità, cioè non risponde a ciò che in realtà vorremmo. L'altra riflessione che ovviamente dobbiamo fare è che il confronto con Capozanti, come molti altri studi, che sicuramente è un trattamento estremamente
attivo ed efficace. Altra riflessione da fare è che se vediamo il forest plot è interessante, meno nei poor e più negli intermedio good, probabilmente proprio per la biologia, il meccanismo d'azione dell'F2 alfa. Quindi se un domani dovessimo riuscire ad avere anche il risultato shiftato per questi gruppi, forse potrebbe rispondere meglio per alcuni piuttosto che altri. Questa è una mia ipotesi che mi piacerebbe avere, perché poi sappiamo bene che non tutto va per tutti. Quello che a me piace in questi studi, tra virgolette, di intensificazione, o meglio che in teoria mi piace, è che sicuramente stiamo sommando un farmaco che non è gravato da una tossicità estremamente importante e fastidiosa per i pazienti, magari come abbiamo visto per altri studi, per esempio anche con l'Everolimus. Quindi questo dato mi piace. È ovvio che probabilmente potremmo avere delle informazioni in più per capire se è per tutti o se è solo per alcuni. Però poi vi rilancio, non so che ne pensate, se effettivamente, visto che facciamo difficoltà ad avere overall survival per le linee successive, non ci basta avere un vantaggio in termini di PFS per alcuni pazienti nelle linee successive. Questo non lo so, io la risposta non ce l'ho, è così un'idea. No, non ho anch'io la risposta su questo e me lo domando spesso perché noi siamo abituati ad avere l'OS per Nivolumab e Cabozantinib, ma in un'epoca storica diversa, dove la prima linea era una prima linea diversa, dove i trattamenti a cui i pazienti erano esposti erano diversi, dove anche i competitor erano diversi, cioè era un po' più vincere facile probabilmente. Marco, ti fermo un secondo perché avevo ricevuto una domanda dal pubblico Eccola, vai, diretta vai, vai. al Sara. Belzutifan più Palbo. Tu lo sai che in diretta all'ASCO io ho criticato tantissimo questo studio, che non mi è piaciuto. In linee successive, commento su tossicità e maneggevolezza del farmaco. No, vabbè, sicuramente, come dire, è coraggioso, no? Come esperimento. Diciamo, mi fido abbastanza, diciamo, della provenienza dell'idea, come dire, però non è detto che poi sia vincente. Sai, la provenienza dell'idea mi fa pensare che dal punto di vista di quelli che sono gli studi preclinici, qualche cosa devono aver trovato ed effettivamente poi le risposte ci sono, però al dosaggio più alto, con una tossicità come la neutropenia importante. Certo, sempre associata al Belzutifan, che però non aggiunge, diciamo, Tossicità. tossicità così Forse l'unica inadeguata. tossicità del Belzutifan è quella finanziaria. Anche se non In so come andrà a finire, vedremo. E certo, sì, su quello poi Dal sicuramente. rene passiamo giù in pelvi e parliamo di prostata. Quindi lascio la parola alla professoressa Conteduca dell'Università di Foggia. Vai Cinzia, grazie Sara. Condivido le mie slide, eccole qua. Ringrazio sicuramente AIOM per questa opportunità perché credo che veramente il valore scientifico dei mercoledì dell'oncologia sia molto alto. Ringrazio Massimo Di Maio e Rossana Berardi, i moderatori e i nostri amici del mondo GU. Naturalmente oggi mi trovo un pochino come l'orfanella dell'ASCO GU, in quanto il tumore della prostata in questi anni ci ha sempre riservato grandissime sorprese all'ASCO GU. Probabilmente oggi un po' tra rene e soprattutto vedremo urotelio successivamente, le novità sono state un po' più brillanti per questi altri settori. Però vedremo, noi del mondo del tumore della prostata ci difendiamo abbastanza bene, oppure trarremo le conclusioni successivamente. Queste sono le mie disclosure e passo subito, diciamo, proprio perché mi è stato chiesto di non dilungarmi, a quelle che è uno degli studi più importanti di fase 3 presentati quest'anno all'ASCO GU, ovvero il studio PIS-3, che è uno studio che vede enzalutamide con o senza radium 223 nelle pazienti affetti da carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico. È uno studio che ha arruolato 446 pazienti con metastasi ossee, asintomatici o lievemente sintomatici. Tra i criteri di esclusione c'era quello, e lo commenteremo anche, che non hanno effettuato un precedente trattamento con enzalutamide o radium 223 e l'assenza di metastasi viscerali. La randomizzazione era una randomizzazione 1:1 con i due bracci appena detti e come vediamo l'endpoint primario di questo studio era la progression free survival radiografica.
tanti endpoint secondari, tra cui l'overall survival. Un aspetto importante che vedete in basso in questo disegno dello studio è l'uso, diciamo, degli agenti che proteggono l'osso, perché era diventato mandatorio. Sappiamo che da studi precedenti il radium 223 in combinazione con altri ARPI aveva dato un po' dei fenomeni, diciamo, di frattura o comunque fenomeni scheletrici, per cui è stato richiesto l'utilizzo di questi agenti protettivi l'osso. E quindi diciamo che un po' in questa brevissima presentazione che farò ciò che noi sapevamo e ciò che cosa ci ha dato questo ASCO-GU. E quindi quello che sapevamo proveniva dall'ESMO di 2 anni fa, ovvero quando avevamo una follow-up mediano di 3,4 anni. E quindi all'ESMO di 2 anni fa a Barcellona è stato presentato l'endpoint primario, che era la progression free survival radiografica, che era stato raggiunto, come vediamo, con un p-value di 0,009. Quello era l'endpoint primario dello studio, ma sempre all'ESMO di quell'anno erano stati presentati i dati dell'overall survival. Come vedete erano stati già raggiunti l'80% degli eventi. Prima Sara faceva riferimento al fatto che in un setting adiuvante era difficile. Qui parliamo di una prima linea, diciamo sicuramente metastatica resistente alla castrazione, quindi il numero di eventi inevitabilmente era già molto alto. E quindi in questa analisi ad interim che era stata presentata all'ESMO 2024, come vedete già anche l'endpoint secondario dell'overall survival era stato raggiunto, però si attendevano i dati successivi, quelli poi presentati all'ASCO-GU, per confermare tali dati. E infatti all'ASCO-GU abbiamo avuto un prolungamento del follow-up con un raggiungimento di 4,8 anni. E come possiamo vedere questi erano stati i risultati presentati all'ASCO-GU di quest'anno. Viene confermato quindi l'overall survival, ma era atteso fondamentalmente, con un hazard ratio di 0,76. Giusto 3 considerazioni, io la metterò così in maniera molto pratica, così poi per la discussione diciamo sicuramente ne avremo da parlare. Il primo aspetto, come vedete, c'è un crossing delle curve di OS a 18 mesi, che quindi diciamo è ben evidente anche in questo ASCO-GU. Un secondo aspetto di questo studio del PIS-3 è che abbiamo un grado di tossicità grado 3 e 5, 28,9% nei pazienti che fanno una combinazione con radium 223 più enzalutamide versus il 18,8%, anche se i tassi di discontinuazione di eventi diciamo severi correlati al trattamento non era così alto. Un dato che ci tengo a sottolineare è che uno degli effetti collaterali più evidenti era l'ipertensione arteriosa, che insomma con un trattamento con enzalutamide probabilmente non ci aspettiamo essere uno degli eventi avversi più frequenti. Terzo punto quindi, e che credo che sia questo uno dei punti cruciali su cui discuteremo, è che come abbiamo visto tra i criteri di esclusione c'era una precedente terapia con enzalutamide e quindi sappiamo come oggi lo standard of care del setting metastatico ormonosensibile è associato e caratterizzato da un'associazione di ADT più un ARPI e o docetaxel. Questo diciamo è il primo studio, il PIS-3. Poi andiamo al secondo studio, passiamo da uno studio di fase 3 a uno studio di fase 2. Rimaniamo però sempre nello stesso setting, metastatico resistente alla castrazione. In questo caso abbiamo pazienti che presentavano delle mutazioni, delle alterazioni genetiche a carico dei geni di ricombinazione omologa del DNA. Come sappiamo, questo è un po' il disegno dello studio. Lo studio è uno studio, ci tengo di nuovo a sottolineare, di fase 2 e questo giustifica il sample size che come vedremo non essere molto alto. E abbiamo la suddivisione dei pazienti in una coorte caratterizzata dalla presenza di mutazioni genetiche di BRCA1, BRCA2 o ATM, che sappiamo essere le alterazioni genetiche, quelle esplorate nella coorte A dello studio Profound, che era lo studio registrativo di olaparib nei pazienti con MCRPC pluritrattati. Abbiamo anche una coorte esploratoria che era caratterizzata, diciamo, da tutti gli altri alterazioni genetiche e persino, diciamo, poi abbiamo dei pazienti che andavano off protocol, che non presentavano alterazioni genetiche. Ma quello di cui noi ci occuperemo sono la coorte BRCA1, BRCA2 ATM, quindi la coorte mutata, randomizzata in 3 bracci. Il braccio 1 prevedeva abiraterone più prednisone,
il braccio 2 prevedeva olaparib da solo e il braccio 3 prevedeva olaparib più abiraterone. Quindi primo braccio, scusate, monoterapia, secondo braccio monoterapia, terzo braccio combinazione. Naturalmente, che cosa andiamo a vedere un pochino quelli che erano gli endpoint dello studio. Endpoint primario, la progression free survival radiografica. Endpoint secondari, overall survival, il tasso di risposte obiettivi, la risposta del PSA e le tossicità. Vedete come il numero di pazienti in uno studio di fase 2 si riduce, 165 pazienti eleggibili, di cui 61 con mutazioni genetiche a carico dei meccanismi di ricombinazione omologa. Questo è importante da dire, intanto perché vedremo i vantaggi di questo studio, perché risponde un po' a uno dei quesiti che noi spesso ci chiediamo nella nostra pratica clinica: ma è meglio fare una combinazione di un PARP inibitore più un ARP nella popolazione mutata, o è meglio diciamo puntare più sulle terapie sequenziali e quindi lasciare un PARP inibitore successivamente, o iniziare addirittura con una monoterapia con PARP inibitore? Quindi sicuramente è uno studio con una grande potenzialità, nel senso che dal punto di vista dei messaggi che ci vuole mandare è sicuramente importante, però teniamo presente che è uno studio comunque sempre di fase 2. All'ASCO GI di 2 anni fa furono presentati i primi, diciamo, dati per quanto riguarda l'outcome, di cui c'erano anche i dati della progression free survival radiografica, che è l'endpoint primario dello studio, e come vedete in maniera indiscutibile per quanto riguarda la progression free survival abbiamo che il terzo braccio, cioè il braccio di combinazione abiraterone più olaparib nella prima linea metastatica castration resistant, mostrava un vantaggio rispetto alla monoterapia con abiraterone oppure con olaparib, e questo anche in termini di risposta del PSA e di tassi di risposta obiettivo. Ma vediamo cosa ci ha portato l'ASCO GU di quest'anno. Ci ha portato l'endpoint secondario, l'overall survival. E l'overall survival, diciamo che queste curve si commentano da sole, in quanto vediamo che la curva viola, ovvero abiraterone più olaparib, aveva un vantaggio sicuramente significativo rispetto alla monoterapia. Parliamo di 68 mesi versus 28 mesi per abiraterone da solo versus 37 mesi per olaparib da solo, e gli hazard ratio sono veramente ispettivi. Naturalmente alcune considerazioni che commenteremo successivamente, l'abbiamo già detto, è uno studio di fase 2 con pochi pazienti. Presenza delle metastasi viscerali, in realtà vediamo alcuni, diciamo, dati su, se andiamo a vedere la corte di questi pazienti, fino anche al 33%. Abbiamo un tassi di crossover tra i vari bracci dello studio, abbiamo tassi di, per quanto riguarda eventi avversi correlati al trattamento, che può essere un'anemia di grado 3 e fatigue, che però è intorno al 4,8% in ogni braccio dello studio. E per quanto riguarda anche in questo caso la riflessione che lasceremo alla fine è che erano tutti pazienti, diciamo, questa è una prima linea, e quindi spesso una prima linea metastatica resistente alla castrazione. Oggi quanti di questi pazienti probabilmente hanno già fatto un ARPI nel setting metastatico ormonosensitive? E infine, diciamo, un'altra perla, possiamo dire così, che ci viene dall'ASCO GU è stato un po' un update di quelle che sono le nostre raccomandazioni della Prostate Cancer Working Group, e quindi abbiamo la Prostate Cancer Working Group 4 che integra un po' le raccomandazioni già presenti per quanto riguarda gli endpoint dei trials clinici e degli obiettivi, integra con una diversa terminologia dello stato di malattia, con l'introduzione della PET quale imaging importante anche nella valutazione dei pazienti per potenziali trial clinici, e l'utilizzo di possibili biomarcatori. Quindi questo un po' in breve è tutto quello che ci siamo detti, quindi cambia un po' il termine da malattia ormonosensitive, castration sensitive o resistenti alla castrazione. Come vedete cambia un po' l'etimologia come modulazione dei pathway dei androgeni, intesi come ADT oppure anche ARPI, che possono essere sensibili o naive a seconda della pregressa esposizione alle terapie ormonali, e viceversa androgen pathway modulation resistant, che sostituisce la vecchia terminologia di resistente alla castrazione.
L'altro spunto, abbiamo detto, è l'utilizzo della PET PSMA quale imaging per determinare sia la stadiazione ma anche la valutazione dei pazienti durante il trattamento e a progressione. E il terzo punto, diciamo, è quello che riguarda i biomarcatori, e questa è un po' anche la vera novità, la possibilità di utilizzare alterazioni qualitative e o quantitative a livello, per esempio, del DNA tumorale circolante o delle cellule tumorali circolanti. Naturalmente ci tengo a dire, prima di passare alla prossima slide, che questo è un grande sforzo da parte della comunità internazionale, prevalentemente americana, quindi molti di noi, molti dei nostri ambulatori, non sempre abbiamo a disposizione tutte queste armi per poter definire una stadiazione nel miglior modo possibile e soprattutto una valutazione della progressione di malattia. Però sicuramente questo apre la strada per nuovi studi e sicuramente per introdurre nuovi parametri per una valutazione globale dei nostri pazienti. E infine, giusto le ultime due slide, alcuni brevissimi studi anche nella malattia localizzata, uno studio pubblicato quest'anno proprio durante l'ASCO-GU sull'Lancet, che vede l'utilizzo della terapia ormonale e soprattutto la durata dopo la radioterapia post-operatoria. E questo è molto importante perché questo è un quesito da nostra pratica clinica. È utile fare la terapia ormonale associata ad una radioterapia post-operatoria? E poi la durata. E questa è una bellissima meta-analisi perché di 6 studi con più di 6.000 pazienti che ci dice che non c'è un vero e proprio vantaggio in non essere. Aggiungendo, diciamo, l'ADT alla radioterapia post-operatoria, nei pazienti in cui al basale, cioè prima di iniziare una radioterapia in caso di recidiva di malattia, abbiamo un PSA minore o uguale di 0,5 nanogrammi ml. Quindi abbiamo già un'indicazione importante che potrebbe esserci molto utile. E sempre in termini un po' di intensificazione in un setting localizzato, abbiamo lo studio PIS2 che presentava l'associazione di ADT e radioterapia con o senza cabazitaxe nei pazienti con rischio molto alto di malattia. Siamo nel setting di malattia localizzata. Come vedete, i risultati hanno mostrato che non c'è alcun miglioramento della progression free survival clinica. Quindi probabilmente questa intensificazione nel setting localizzato, addirittura con un farmaco come cabazitaxe, era un po' troppo challenging. E infine, sempre per rimanere nel setting, per spostarci nel setting MCRPC, abbiamo avuto alcuni dati di dose escalation da un fase 1 il Pantastadi per quanto riguarda l'actinio, che si è dimostrato essere un farmaco comunque, diciamo, un potenziale target che si potrà usare forse nella nostra pratica clinica, ma tra un po' di anni. Quindi, in conclusione, diciamo che cosa possiamo dire? Che da questo ASCO-GU ci siamo portati a casa il PIS3, Radium 223 più ENZA, che è un'opzione terapeutica nei pazienti con metastasi ossee. In questo caso ci ho messo un BAT, cioè quanti pazienti non hanno fatto un ARPI nel setting metastatico ormonosensitive. Secondo punto, ci portiamo il BRCA-WAVE, quindi olaparib più abiraterone. Anche in questo caso sembra una buona opzione terapeutica in prima linea CRPC con i pazienti mutati. Anche in questo caso abbiamo un piccolo numero di pazienti e le terapie precedenti naturalmente non possiamo non farne conto. Abbiamo l'aggiornamento del Prostate Cancer Working Group con una ridefinizione della terminologia della best practice per i clinical trials. Naturalmente questa implementazione per quanto riguarda il Next Generation Imaging e soprattutto per i test molecolari nella pratica clinica richiede un grande sforzo e una grande attenzione della comunità dal punto di vista internazionale. E infine altri studi, possiamo dire che sono sempre in corso degli approcci per migliorare quanto più possibile i target terapeutici in tutti gli stadi di malattia, da quella localizzata a quella metastatica. Non sempre fare di più è meglio, abbiamo visto, ma sicuramente scoprire nuovi target rappresenta la strada vincente. Grazie Cinzia. Grazie Cinzia, una domanda. La prostata, ogni volta che i congressi internazionali di prostata, anche se non cambiamo la pratica clinica, abbiamo sempre tanti spunti di discussione. Ad esempio, Sara, PIS3, è vero, manteniamo l'overall survival, ma questi pazienti oggi in Italia ce li abbiamo?
No, in realtà poi Cinzia lo diceva ed è quello che poi è il mio commento sistematicamente, è sempre vediamo questi bei dati e poi come dire, il commento immediato è sì, però a chi potremo farli? E in realtà sono veramente pochi e quindi probabilmente non è così applicabile, magari è diverso nelle altre così stati, country e per l'approvazione, quindi questo diciamo secondo me è il problema importante. Cinzia, stessa cosa, Breakaway. Finalmente abbiamo uno studio, fase 2, 20 pazienti a braccio, pochissimi, quindi bisogna vedere quanto credere a questo studio, perché sono pochi pazienti, ma uno studio in cui si confronta combinazione ARPI, in realtà non è ARPI perché è bilaterale, è più olaparib verso olaparib immunoterapia, ma in un setting in cui oggi non abbiamo pazienti. Cosa fai tu oggi in un paziente MCRPC braca mutato? E questo secondo me è uno studio molto importante perché ci apre un po' lo scenario della combinazione di PARP inibitore in prima linea metastatica castration resistant, che finora sappiamo l'olaparib era un po' destinato dopo altre terapie. Quindi abbiamo un'opzione in più per i nostri pazienti e io credo fermamente che una combinazione può essere l'arma vincente, fermo restando che il driver sicuramente in questo caso è la mutazione di BRCA, in modo particolare BRCA2. Ci tengo a dire una cosa che io ho detto, sicuramente questi sono pazienti un po' dovendo fare un po' una critica allo studio che hanno già effettuato una terapia con ARPI. Probabilmente nel prossimo futuro, quindi non parliamo neanche di tantissimi anni, tra tantissimi anni, avremo nel setting metastatico ormonosensitive pure una combinazione. Pensiamo agli studi dell'Amplitude, del Talapro 3, Speriamo. via, speriamo. Quindi probabilmente è uno studio che sicuramente ci apre delle possibilità terapeutiche. Probabilmente non vorrei che arrivasse troppo tardi rispetto al setting metastatico ormonosensitive. Grazie Cinzia. Chiudiamo anche la parte sulla prostata. Faccio solo un brevissimo commento. Adoro questa cosa che abbiano ridenominato tutti i setting di malattia. Io ci ho messo 10 anni a capire come si chiamavano le malattie. Oggi, se mi cambiate le etichette, impazzisco. Grazie a tutti Ed quelli che parlano di impazzirai. prostata, impazzirò. E con questo in realtà introduco il professor Roberto Iacovelli che ci parla delle novità sul tema delle neoplasie uroteliali presentate all'ASCO GU, che almeno potrà lui non dirci, ho poche cose interessanti da dirvi. Prego Roberto. Grazie Marco e grazie ovviamente dell'invito, è un onore ovviamente essere invitato da IOM come sempre, diciamo, ed è bellissimo questo format un po' pillolotto, ma devo dire che centra le cose più importanti ed è quello che in realtà si vuole sapere, quello che dobbiamo portarci a casa di Asco Giù. La mia agenda vede solo 3 abstract, di cui dobbiamo essere pronti per il primo, ragionare sul secondo e ragionare ovviamente anche sul terzo abstract. Il primo, Keynote B15 V304, siamo ormai sulla scia da qualche anno della combinazione di EV-Pembro. L'ESMO l'anno scorso ci ha riservato i dati nel 905 delle V304, che era uno studio della combinazione di EV-Pembro neoadiuvante seguito da cistectomia verso cistectomia per quei pazienti che non erano eleggibili al trattamento neoadiuvante con il cisplatino. Sappiamo infatti che lo standard of care è cisplatino e quindi o potevi fare il cisplatino o non si faceva la neoadiuvante. Questo studio qui, il Keynote B15, va proprio a confrontare EV-Pembro verso cisplatino, verso lo standard of care nei pazienti con malattia muscolo infiltrante. Vedete il disegno dello studio, braccio di confronto, platino, gencitabina, 4 cicli, pre-cistectomia e poi osservazione. Era permesso in questi pazienti ricevere l'immunoterapia adiuvante se disponibile. Nel braccio invece sperimentale la combinazione di EV-Pembro per 4 cicli seguita da altri 5 cicli di enfortumab e 13 cicli di pembrolizumab a completare un anno invece nella parte adiuvante. Primary endpoint era l'event free survival.
Che cosa sappiamo? Che cosa di questa popolazione, di questi pazienti enrollati? In realtà vediamo che sono pazienti soprattutto con una grossa malattia. L'80% dei pazienti aveva un T3, T4, un N1 e quindi diciamo va a configurare un quadro piuttosto particolare di pazienti. Solo un 20% dei pazienti aveva una malattia T2 N0 e come potete vedere sotto, in realtà la maggior parte dei pazienti era scusate, eleggibile al cisplatino perché aveva una clearance della creatinina superiore a 60, come ovviamente richiesto dal disegno dello studio. Attenzione, stiamo per vedere delle curve di event-free survival e overall survival che sono practice changing, cioè noi abbiamo dopo anni, così come Vupembro ha cambiato lo standard terapeutico per la prima linea, lo sta cambiando nella fase di malattia muscolo infiltrante non metastatica, con una riduzione del rischio di progressione del quasi il 50%, la hazard ratio era 0,53, una mediana raggiunta per il braccio di cisplatina gencitabina 48,5 mesi, non raggiunta invece per la combinazione di Evupembro, con delle curve che si separano molto presto, intorno ai 6 mesi, e tendono via via a separarsi poi nel tempo. E per quanto riguarda l'overall survival, di nuovo abbiamo un vantaggio clinicamente e statisticamente significativo, anche se le mediane non sono state raggiunte sia nel braccio sperimentale che a maggior ragione nel braccio di controllo, ma l'hazard ratio è significativo e abbiamo un aumento in realtà a 2 anni del assoluto, un beneficio assoluto del 5%. Sappiamo che questo è poco, ma noi sappiamo che questo beneficio del 5% con la neoadiuvante ce lo avevamo a 5 anni, qui lo vediamo già a 2 anni con un follow up in questo momento piuttosto breve. Ovviamente dobbiamo aspettare che questo follow up migliori per andare a quantificare meglio il beneficio di overall survival. Ovviamente anche in termini di tassi di risposte, in realtà risposte patologiche complete, queste aumentano. Abbiamo che queste risposte erano del 32% per cisplatina gencitabina e del 55%, quasi 56%, per la combinazione di Evupembro, e questo fa sorgere una domanda importante da un punto di vista clinico per chi dovrà gestire questi pazienti. Ok, il beneficio di event free, ok, il beneficio di overall survival, ma se io aumento, che me ne faccio di un beneficio in PCR se poi queste cistectomie le devo togliere tutte? E quindi questo ovviamente impone a tutti noi che ci occupiamo di questa patologia un nuovo modo di ripensare questa malattia, cercando di aumentare la sopravvivenza, ritardare la progressione, ma anche salvare più vesciche possibile. Per quanto riguarda la tossicità, nulla di nuovo sotto il sole. Abbiamo che ovviamente la combinazione di Evupembro sembra essere più tossica rispetto a quella tradizionale con la chemioterapia. Abbiamo un grado maggiore o uguale a 3 di eventi avversi relati al trattamento, che è del 75% per Evupembro rispetto al 67% per cisplatino gencitabina, e quelli seri erano del 63 rispetto al 48%. Quindi ovviamente una tossicità che stiamo imparando a conoscere, che probabilmente quando questa combinazione sarà disponibile nella pratica clinica italiana l'avremo sicuramente conosciuta molto meglio. E ovviamente rimaniamo che le skin reaction e la neuropatia periferica sono le tossicità principali da imputare ad enfortumab vedotin, e in parte per la tossicità cutanea anche alla combinazione o all'associazione con pembrolizumab. Questo è il primo studio. Il secondo studio in realtà riguarda quello che forse domani potrà essere il competitor di Evupembro, ovvero disitamab vedotin. Come sappiamo questo è un ADC, anche questo ha lo stesso payload di Evupembro, che è la monometilaristatina E, ma il target è diverso, non è la nectina ma è ER2, e fino adesso ci eravamo detti che ER2 era necessario testare ER2 per capire se questo farmaco, per dare la possibilità a questo farmaco di funzionare.
funzionare. In questo studio si vuole andare a vedere in pazienti pretrattati, quindi in linee successive, se la sola somministrazione di disitamab abbia un'efficacia diversa in base all'espressione di ER2, mutuando un po' quello che avviene della mammella, non parlare più di ER2 positivi e negativi, ma di ER2 low, per quei pazienti che hanno ad esempio una immunoistochimica 2+, un'ISH negativa, oppure non sono valutabili o hanno un'immunoistochimica 1+. E che cosa ci dice? Che sostanzialmente, se voi guardate i grafici con le tonalità di colore blu sono per i pazienti ER2 positivi, quelle rosse per i pazienti ER2 low, e vedete che il tasso di l'overall response rate è sostanzialmente lo stesso, 55 verso 53%, come a dire, l'espressione alta o bassa dell'ER2 non è fondamentale al funzionamento del farmaco. E qui Tom Polse si è lasciato andare una serie di commenti dove studi in realtà che vengono dall'Asia, dove questo farmaco è ampiamente utilizzato perché è sviluppato inizialmente in questi paesi, sembrano invece suggerire una maggiore correlazione con l'ER2. Quindi questo fenomeno va compreso, ma va inquadrato anche in base alle altre conoscenze che noi abbiamo sugli EDC, e quindi molto ci sarà da lavorare. E per quanto riguarda l'outcome sia in termini di PFS e di OS, questo non cambia nei pazienti ER2 positive o ER2 low. Un dato estremamente interessante era la possibilità in realtà che alcuni pazienti trattati in realtà con EV prima e disitamab o EV dopo potessero avere una qualche forma di attività, e qualcosa in questo senso è stato registrato, non grosso, ma i numeri sono molto piccoli, ma questo è importante perché ci pone l'accento su quello che è il meccanismo di resistenza degli EDC, che ovviamente può essere legato al payload, ma attenzione, può essere legato ad altri meccanismi come l'espressione della proteina target sulla superficie cellulare, e quindi dobbiamo capire questo e dobbiamo fare uno sforzo non solo ovviamente nei tumori uroteliali ma anche negli altri tumori, per capire se è possibile effettuare una sequenza tra diversi EDC che però portano o hanno caricato lo stesso payload, perché questo è un problema in questo momento particolarmente urgente nel tumore uroteliale. L'ultimo invece è lo studio presentato in realtà da Belmont. Come sappiamo, l'Invigor 011 è lo studio che ha dimostrato come la selezione del paziente ad alto rischio operato dopo terapia neoadiuvante basata sull'espressione del ctDNA possa portare ad un beneficio dell'immunoterapia adiuvante. Questo è il disegno dell'Invigor 011, studio positivo presentato l'anno scorso. Questo era il timing con cui questi pazienti facevano il test del ctDNA. Sappiamo che questo è un test tumor informed, cioè avevamo bisogno del tessuto del tumore per individuare quelle mutazioni da ricercare poi nel ctDNA. Questa è la disposizione, le varie corti individuate all'interno dello studio, ma quello che emerge è che la grandezza del tumore, cioè il T iniziale, ha un impatto fino ad un certo punto sulla possibilità di individuare il ctDNA, e per la prima volta non si è parlato più solo di ctDNA positivo o negativo, ma anche di concentrazioni di ctDNA come ulteriore elemento per distinguere ovviamente l'outcome di questi pazienti. Lo studio che cosa ci dice? Che ovviamente quei pazienti che avevano al primo test, ad esempio, e li vedete in blu scuro qui, la rilevazione della positività del ctDNA, hanno una prognosi peggiore rispetto a quelli che alla prima misurazione erano negativi e poi si positivizzano nelle successive valutazioni. Ed è stata messa in queste due curve per disease free ed overall survival anche in grigio la curva di quei pazienti che sono negativi al ctDNA. Quindi anche il timing in cui io vado a rilevare la positività tende ad avere un ruolo. Altro elemento importante, la concentrazione del ctDNA
vedete che più il colore della curva è scuro, più significa che la concentrazione di ctDNA era alta e più questa correla con una scarsa prognosi in termini di disease free e in termini di overall survival. Ed altro elemento che già sapevamo, ma che è importante ribadire, che non tutto è perso in quei pazienti che hanno un ctDNA positivo, un'alta concentrazione, perché poi la negativizzazione in corso di terapia del ctDNA ha un ruolo, ma attenzione, ha un ruolo anche come quanto io, anche la riduzione, cioè un decremento di più di 2 volte del ctDNA tende a migliorare la prognosi. Chi invece ha una completa clearance ha una prognosi migliore, e lo vedete appunto nella curva in verde. Chi durante il corso della terapia ha un incremento invece del ctDNA ha ovviamente la prognosi peggiore, perché significa che la malattia sta prendendo la sua replicazione. Io con questo ho finito la mia presentazione, e penso che di punti per discuterne con i miei colleghi ce ne siano tantissimi. Grazie Roberto per la presentazione. L'Urotelio forse l'ha fatta un pochino più da padrone, o forse c'erano le novità più interessanti e più promettenti dell'intero fronte. Una domanda intanto a te sul B15, sulla perioperatoria. Siamo già a dopodomani, cioè 24 mesi AIFA per capirci, time long, e abbiamo Evupembro disponibile anche per il perioperatorio. Quanto tempo ci vorrà e di che cosa abbiamo bisogno per trasformare la vescica nel retto, cioè arrivare a fare il risparmio d'organo? Wow, secondo me è già iniziato. Ci vorrà soltanto un po' di coraggio, ma questo noi ce l'abbiamo già. E un altro elemento importante che forse mi preoccupa di più è che il mio coraggio potrà essere diverso dal tuo, diverso da Luigi, diverso da quello di tutti gli altri presenti, perché se non abbiamo un protocollo guida, finiremo per fare ognuno un po' a casa nostra la propria ricetta. Invece secondo me dovremmo fare uno sforzo per cercare di capire come gestire al meglio questi pazienti, quali dosi di radioterapia, che cosa fare ad esempio durante la radioterapia trimodale, se fare un trattamento trimodale o fare una semplice sorveglianza. E l'altro elemento importante, che forse questa giacca che ci dà l'AIFA ci è già stretta, è l'impossibilità, se non facciamo la chirurgia, di poter proseguire l'immunoterapia, il cui ruolo in adiuvante noi sappiamo esserci, e quindi ovviamente questo potrebbe essere un grosso problema. Quindi in realtà il discorso è estremamente interessante, estremamente avvincente. Abbiamo bisogno di una forte fase di coordinazione tra di noi, ma come tu hai detto abbiamo a disposizione 24 mesi per sederci su un tavolo, magari guidati proprio da IOM, e cercare di definire un percorso, una strategia di salvataggio della vescica. Robby, scusami, sempre lo studio inadiuvante, noi in questi mesi ci siamo fatti una buona un'esperienza con l'Enforto Novembro in setting metastatico. Quanto ti preoccupa l'utilizzo di questo trattamento nel setting neoadiuvante in termini di gestione e di effetti collaterali? Allora, diciamo che i pazienti metastatici sono più fragili perché più spesso sono sintomatici. I pazienti che fanno neoadiuvante, soprattutto quelli inclusi in questo studio, l'80% era un T3, probabilmente erano già di per sé sintomatici, ma in realtà questo paziente, secondo me, che ha un sintomi sulla vescica, riesce a trarne un importante giovamento da una terapia che dà un 60%, quasi un 60% di risposte. Quindi quello, per esempio, non sono affatto preoccupato della fase neoadiuvante. Il paziente sa di avere la malattia ed è estremamente motivato anche alla gestione degli effetti collaterali, ma soprattutto noi sappiamo che grosse cose nei primi 4 cicli non ce le aspettiamo. Quello che da un punto di vista clinico non mi preoccupa, però necessita di una maggiore attenzione, è la fase adiuvante. Dobbiamo veramente capire se tutti i pazienti necessitano di una fase adiuvante.
Noi veramente vogliamo proporre altri 5 cicli di terapia ad un paziente che è andato in risposta patologica completa di chemioterapia e magari fargli correre il rischio di una neurotossicità? Non lo so, in realtà abbiamo bisogno di guardare i dati, perché se questi ci danno un vantaggio in OS, questo deve essere un argomento che deve e può essere affrontato con il paziente, ma se non abbiamo dati del ruolo della fase adiuvante, allora questo diventa più problematico. Nello studio la metà dei pazienti non aveva ricevuto la fase adiuvante e questo ce la dice già lunga di come sulla fase iniziale sono molto motivati, medico e paziente sono alleati e fare per ottenere il meglio. Sulla fase adiuvante, soprattutto se ho un 50% di risposte patologiche complete, qualche dubbio ci viene, almeno Ti per faccio una l'utilizzo. domanda ancora più cattiva. Paziente pratica clinica T2, cui il referto istologico ti dice microinfiltrazione della tonaca muscolare, infiltrazione minima della tonaca muscolare. Il paziente T2 è equiparabile a un paziente T3. Che trattamento sceglieresti per questo paziente se oggi avessi tutto disponibile? Questo è un paziente che può fare tutto. Onestamente io credo molto nel vantaggio della neoadiuvante e quindi del trattamento medico. Non lo negherei a questo paziente, ma questo se a quello che tu hai detto sappiamo che è un paziente con una malattia di neuriscontro, quindi che non viene da malattia non muscolo-infiltranti e resezioni multiple, paradossalmente questo è un paziente in cui si può ancora discutere il ruolo della strategia trimodale direttamente per il salvataggio della vescica, che può essere diretto, chemioradio diretta, o un periodo di neoadiuvante seguito dalla chemioradio in strategia trimodale. Quello che io ancora non mi sento onestamente di fare, anche se c'è un grosso filone su questo, è quello di avviare i pazienti dopo rivalutazione clinica locale che hanno una risposta completa dopo neoadiuvante ad una sorveglianza senza nessun trattamento sulla vescica. Credo che sia ancora presto. Dei dati sono stati presentati, il filone sta andando per quella direzione, io però penso che bisogna aspettare dati più maturi. Concordo con te. Ne approfitto perché c'è anche una domanda dall'audience che parla proprio di uno studio presentato di preservazione di bladder preservation, dice Indy Blade, adesso io non ricordo i nomi di tutti gli studi, e dice pensi che un approccio simile possa essere utile e poi in realtà un commento che vorrei fare anch'io in qualche modo, anche perché siamo in sede IOM e secondo me questa è una sede molto importante, trovo molto giusto quello che ha detto Roberto, che sulla preservazione d'organo ormai è iniziata. La strada è andata, ma dobbiamo avere una posizione unica e dobbiamo cercare di essere uniformi. E quanto mai questo messaggio deve, secondo me, arrivare anche dalla nostra associazione medica, perché il rischio di passi in avanti, ognuno faccia un po' quello che crede o libera tutti, è rischioso, è pericoloso, rischia di essere perfino iniquo nei confronti delle possibilità che hanno i pazienti, perché uno sforzo importante ci deve essere da parte proprio della comunità accademica, scientifica, di chi si occupa di questo in questo senso. Quindi secondo me assolutamente questa cosa sì. Lo Sono studio d'accordo Marco, bisogna avere noi la forza di portarci dietro gli urologi in questo cambiamento, questo è fondamentale. C'è qualche studio anche profit che sta venendo avanti con tentativi di preservazione d'organo, però ci sono anche purtroppo tante fughe in avanti già di chi la preservazione d'organo più o meno già in questo momento tende a farla e questo può diventare rischioso per noi, per i pazienti, ma soprattutto perché poi rischiamo di non avere il dato, cioè di non sapere più di se stiamo parlando di cose vere o di percezioni personali. E poi Quello che l'Indie penso Blade è lo studio di io. fase 2. Io penso che gli studi di fase 2 in questi setting sono un po' stretti, cioè per fare cambiamenti strategici così radicali forse dobbiamo attenerci agli studi di fase 3 randomizzati con un numero di pazienti adeguato. Adeguato. Passiamo alla Cinzia, ctDNA. Entriamo in casa tua praticamente. Allora, l'ASCO GU ci ha complicato un po' i fatti, cioè perché non parliamo più di ctDNA positivo o negativo, ma addirittura adesso andiamo a misurare la concentrazione di ctDNA, anche se poi dalle curve quello che sembra farne da padrone se è positivo oppure negativo, perché anche se c'è un ctDNA molto basso, sotto a 0,2 nanogrammi, comunque la curva si abbatte, quindi c'è una prognosi non bellissima. Sì, fino a qualche anno fa, quando si parlava di ctDNA nei tumori urologici, si pensava soprattutto al tumore prostatico. Adesso credo che invece il ruolo forse prognostico sicuro, predittivo è da vedere,
e sicuramente soprattutto nei tumori uroteliali. Roberto ha fatto vedere perfettamente un po' la situazione. Questo è uno studio importante, in realtà pubblicato in Vigor 011, pubblicato già sul New England a dicembre 2025, dove ci faceva vedere come il test del ctDNA guidava diciamo, la terapia adjuvante con atezolizumab. L'ASCO-GU ha fatto vedere un po' quello che è già stato detto, come in realtà è diciamo, il cambiamento over time del ctDNA, e per valutare questo cambiamento non bastava soltanto dire positivo o negativo, ma bisognava quantificarlo. E sicuramente la quantificazione è un dato importante, perché anche i dati presentati all'ASCO-GU hanno fatto vedere che anche se un paziente aveva un ctDNA positivo ma che poi si riduceva tantissimo, aveva comunque una buona prognosi. E poi oggi sicuramente di ctDNA si parla un po' nei vari setting del tumore uroteliale, tant'è che altri studi, tutto il setting perioperatorio, anche vediamo lo studio Niagara per esempio, si è occupato di ctDNA e così via. E questo secondo me è importante perché apre degli scenari molto importanti. Mi collego Cissimo, un po'. quanto è traslabile nella pratica clinica, secondo te? Allora, la domanda è giusta. Allora, in realtà questi studi, l'ha già detto Roberto, sono stati fatti con delle piattaforme che sono tumor informed, sono delle piattaforme che in realtà con delle company oggi si potrebbero anche, diciamo, se ci fosse l'intenzione, ecco, questa è una sede anche importante, diciamo, poter inserirle un po' prospetticamente nella pratica clinica. E sono naturalmente, non è complicato, ma naturalmente ognuno di noi ha bisogno di delle agenzie, di altre company per poterle seguire. Non è semplice intanto trovare il DNA tumorale circolante e poi quantificarlo, soprattutto in un setting, stiamo parlando non del metastatico, ma stiamo parlando di un setting ancora per fortuna localizzato, in cui le quantità sono minime. Però il fatto che sia tumor informed è molto importante, perché ci dà la certezza che stiamo parlando non di cell-free DNA, ma di circulating tumor DNA, che è molto diverso, perché sappiamo che alla fine di DNA libero tutti, diciamo, tutti ne abbiamo nel nostro sangue, ma poter identificare la quota di DNA tumorale circolante è importante, si può fare. E ti dirò una cosa di più, ci vedo anche una possibile applicazione per il futuro, proprio perché tumor informed noi abbiamo la possibilità anche di monitorare non soltanto la quantità del DNA tumorale circolante, ma anche le alterazioni genetiche. E pensiamo per esempio a alterazioni come GFR, che adesso sappiamo essere target terapeutici anche importanti, quindi valutare la frequenza allelica nel tempo, valutare quindi come tutto questo può variare. Elina Sicuramente Gara ci ha fatto vedere che anche l'urine tumor DNA è possibile soprattutto per la recidiva locale. sì. Che Quello è nel stato senso- visto soprattutto per la recidiva locale. Mm. Credo che, ricollegandomi un po' alla domanda precedente, poi lascio la parola insomma a Roberto perché sicuramente la sessione è la sua, è che anche in un'ottica di bladder sparing, per esempio prima si parlava dello studio di fase 2, e uno degli aspetti esploratori è stato proprio il DNA tumorale circolante, cioè l'assenza di DNA tumorale circolante era uno di quei biomarcatori che è stato valutato per un potenziale bladder sparing in questi pazienti. Quindi secondo me nella pratica clinica in futuro ci saranno tantissime applicazioni, però ci deve essere veramente una volontà da parte di tutti noi, un po' del mondo GU e soprattutto delle società, ecco, scientifiche, a credere che la ricerca traslazionale sicuramente può guidare insieme alla clinica alle migliori scelte terapeutiche. Roberto? Molto brevemente, oltre a dire che Cinzia ne sa molto più di me su DNA, quindi assolutamente. No, il mio molto breve. Nelle curve che abbiamo visto c'era la curva grigia. Il dato importante è ricordarsi che ctDNA negativo non significa guarito, ma che significa soltanto che il test non è in grado di individuare del DNA tumorale, quindi questi pazienti possono progredire e quindi ovvio che il nostro focus è su quelli che sono ctDNA positivo, lo possono diventare perché è un segno brutto, sostanzialmente prognosticamente negativo, ma ricordiamoci anche che ctDNA negativo non significa essere guariti, perché questi pazienti in realtà il tumore può non immettere genoma nel sangue con quelle mutazioni che io vado a cercare. Semplicemente questo. Grazie Roberto. Ci avviciniamo alla chiusura, però prima io avrei una domanda per Sara Scagliarini.
Sara, io sto cercando in tutti i miei pazienti con neoplasia della vescica, ho trovato il modo di fare diversi test, tra cui test su tutti ER2. In prospettiva, e alla luce di quello che ci ha detto Roberto, quanto sto sbagliando e quanto inutile è questo mio sforzo di raccogliere tutti questi dati su ER2? Ma sicuramente non possiamo dire che sia inutile, ma è interessante. E non so però poi se si, come dire, si potrà effettivamente risolvere in una strategia pratica reale. Però lasciatemi fare un commento un attimo generale perché ascoltandovi mi sono, tra virgolette, persa in una, come dire, un discorso estremamente ampio, ma che secondo me è estremamente interessante. Cioè siamo veramente stati così tutti coinvolti, noi anche appassionati di rene storici, e da questa rivoluzione nel carcinoma rotoleale che secondo me può fare scuola, ehm, perché stiamo rivedendo tutto. E molto rapidamente dalla fase metastatica alla fase perioperatoria, e in maniera estremamente rapida che secondo me potrebbe anche un po' dettare, come dire, le strategie sulle altre anche neoplasie geniturinarie, ma che probabilmente richiederà per questa serie di dati che escono velocemente fuori quando poi ne sono usciti degli altri positivi, e quindi crea un po' di confusione, no? Abbiamo avuto il Niagara, però adesso abbiamo i dati su Infortuna Vedotin, ma in realtà ne aspettiamo degli altri col Volga, quindi è tutto un macinare rapido. Però forse adesso dobbiamo iniziare a disegnare, anche questo è una proposta che posso solamente fare a voi in quanto accademici, uno studio che sia dalle fasi più precoci con l'utilizzo di ctDNA e utDNA, che secondo me è estremamente interessante per capire anche prognosticamente la ricaduta locale con la ricaduta a distanza, no? Ne abbiamo sentite tutti i colori sulla correlazione più per la ricaduta a distanza del ctDNA rispetto a quella locale, che invece ci potrebbe essere utile nelle strategie di preservazione d'organo che sono fondamentali. Con Rossana un anno fa ne parlammo per quanto riguarda la chirurgia nelle donne con carcinoma rotoleale, che secondo me è un argomento assolutamente da affrontare. E le donne sono un mondo e rivedevo un po' tutti i miei casi, sono tantissime e non necessariamente con dei fattori di rischio. Quindi, diciamo, è un commento che, diciamo, non ti ho risposto alla domanda. Diciamo, forse sì, forse no, vedremo, per quanto riguarda l'ER2, però ancora di più mi viene da dire che si stanno gettando le basi per una rivoluzione concettuale, e forse è l'integrazione di una serie di informazioni che dovremmo mettere in ordine però, perché così è disordinato, e ancora di più effettivamente una... Così, metterci a un tavolo per, come dire, da questi dati creare un percorso che sia, secondo me, effettivamente fondamentale, che sia uniforme a livello più o meno, almeno nazionale, non possiamo fare diversamente, è estremamente importante. Siamo passati dal Medioevo, il turno della vescica, al Rinascimento in 3 anni. Puro, Praticamente è puro, stata una rivoluzione impressionante. Grazie Grazie a molto. tutti. Io lascio la parola a Massimo e Rossana per le conclusioni. Spero che sia stato un mercoledì dell'IOM super eccitante con le novità da San Francisco. Sì, grazie mille, ma direi il formato funziona perché la discussione è stata molto, diciamo, vivace, molto interattiva, e questo è merito, senza nulla togliere alle varie domande che sono arrivate anche della faculty, insomma, che ringrazio. E pensavo, visto che abbiamo un minuto, pensavo sostanzialmente si è citato non a caso, insomma, più volte il tema della biopsia liquida e del ctDNA. E io ricordo pure a chi è in ascolto che IOM ha recentemente aggiornato anche le raccomandazioni, no, sulla biopsia liquida, e non a caso, essendo un tema così in evoluzione, pure quel documento ha una serie di punti, tumore per tumore, che fanno lo stato dell'arte delle raccomandazioni, diciamo, di pratica standard vera e propria, e poi pure un paragrafo di, come dire, evoluzione dello scenario, che accenna ad alcune cose che ragionevolmente poi diventeranno standard tra poco. E qua c'è il rischio chiaramente che questa evoluzione non sia poi trasferibile in maniera uniforme dappertutto, in maniera, diciamo, ottimale. Questo è un rischio che dove c'è innovazione, insomma, c'è sempre. Quindi è molto importante, come dire, garantire poi anche i percorsi diagnostici, oltre che
diciamo, insomma, di presa in carico dei pazienti. Sarà importante da questo punto di vista che poi le singole regioni e le singole realtà facciano la loro parte. E l'ultimo commento, visto che prima qualcuno diceva, forse Marco diceva, bisognerà evitare fughe in avanti, insomma, e diciamo nel trasferimento delle novità alla pratica clinica, io penso che da questo punto di vista noi come associazione scientifica abbiamo lo strumento potente che è quello delle linee guida e del loro aggiornamento, con tutti i limiti che hanno le tempistiche dell'aggiornamento delle linee guida, perché è chiaro che quanto più si diffonde la cultura di una uniformità e appropriatezza rispetto alle linee guida, più insomma questo invito di Marco sarà possibile poi, come dire, concretizzarlo nella realtà pratica. Scusate questo, diciamo, questo commento un po' lungo finale, però sono tematiche importanti e noi puntiamo, oltre che a complimentarci per l'innovazione, anche poi, come dire, renderla attuabile in maniera uniforme ed equa su tutto il territorio. Grazie mille a tutti. Lascio a Rossana il saluto se c'è ancora. No, no, ci sono, ma più che un saluto, veramente mi volevo solo unire ai complimenti. Il ha funzionato. Voi siete stati bravissimi. Diciamo, l'area di patologia è tanto movimento, tanta evolutività, tante novità e l'occhio di genere che mi fa un po' il cuore e le corde, l'ultimo insomma sottolineato, direi che ha concluso in maniera eccellente questo webinar interessante. Davvero grazie e complimenti. Arrivederci a tutti allora.